Rieccoci insieme, cari telespettatori. Allora, vi presento innanzitutto i nostri interlocutori odierni, perché conoscendoli scoprirete anche quante cose ci potranno raccontare. E allora, ben arrivato qui con noi in studio Fiorenzo Pastro, presidente dell'ANAP, Sindacato dei Pensionati della Confartigianato del Veneto. Grazie di essere qui con noi. Ben arrivato anche a Sergio Maset, direttore Confartigianato del Veneto. Grazie direttore. A voi. Abbiamo il piacere di avere in studio la dottoressa Marcella Gabbiani, architetto, grazie. E siamo collegati con il professor Francesco Causone, docente al Politecnico di Milano. Professore, grazie di essere qui con noi. Buon pomeriggio, grazie a voi. In modo particolare lei insegna al Politecnico cosa relativamente alle energie, ci racconti bene? Io sono un docente di fisica tecnica ambientale al Dipartimento di Energia e ci occupiamo di progettazione di edifici sostenibili a basso consumo energetico. Perfetto. Allora, parliamo sia di edifici sostenibili, molto importante perché la sostenibilità è un elemento fondamentale, ma facciamo un passo avanti. Case che potrebbero essere confortevoli, vivibili anche quando c'è qualche anno in più, per la cosiddetta vecchiaia, quando si diventa anziani e tutto diventa più difficile. Lo si dà quasi per scontato che la casa dove si vive fino a una certa età, con la famiglia, con i figli, sarà la casa del domani, ma non ci si rende forse conto che non è la casa migliore in assoluto. La maggior parte delle persone vuole rimanere nella propria abitazione finché può, ma dopo una certa età vengono meno alcuni presupposti. Molte persone, ci sono delle percentuali estremamente interessanti, ne parleremo con i nostri ospiti, possono avere delle patologie anche di carattere cronico, invalidanti fisicamente, psicologicamente, nonché, basta parlare della demenza, eccetera, però soprattutto è importante potersi muovere in certi spazi in modo tranquillo, sicuro. Com'è la vostra casa? È una casa adatta a una persona anziana che può spostarsi con un deambulatore, che è su una carrozzina? Tutti gli spazi sono raggiungibili facilmente? Fate un'analisi, ma potreste farlo anche con un simpatico manuale Casa Amica, invecchiare nella propria casa, che è stato edito da Confartigianato e Confartigianato Imprese del Veneto in collaborazione con l'EBAV, eccolo qua, che esiste, è dato a disposizione, viene distribuito, dove ci sono dei questionari, dei disegni, insomma delle analisi molto interessanti per capire se la casa c'è veramente amica quando si invecchia. Allora, Presidente Pastro, quest'idea di questo progetto che nasce un bel po' di tempo fa, ancora pre-Covid, in epoca pre-Covid, è un progetto che si porterà, è culturale anche, non soltanto fattivo, ma di sensibilizzare le persone a delle riflessioni, ma anche cosa si struttura sostanzialmente e da che cosa le nasce questa idea, perché è venuta a lei a un certo punto. No, voglio essere preciso, tanto che colgo l'occasione per ringraziare, è stata la Confartigianato nella figura del dottor Masette che l'anno scorso ci ha prospettato questo progetto di questa casa amica. Naturalmente ci ha rivolto a noi anziani che subito abbiamo accettato perché siamo quelli che purtroppo viviamo queste situazioni, che le case che noi viviamo in questo momento, che noi, come tutti, quando si fa casa, poi soprattutto noi veneti che abbiamo sempre avuto la malattia del mattone, il mal di Apiera, si diceva una volta. Quando abbiamo pensato a fare su casa, non abbiamo pensato alla vecchiaia. E purtroppo, parlo io proprio che sono un esempio tipico, che circa 45 anni fa ho messo su casa, io sto vivendo su una casa che da questo studio che ho fatto, da queste autoanalisi, approfittando di questa ottima guida che è stata fatta in collaborazione da Confartigianato in collaborazione con l'ANAP, ho scoperto che la mia casa è una trappola, non è una casa. È piena di insidie, ho già avuto dei problemi, perché già in casa abbiamo avuto dei problemi, è piena di insidie che naturalmente 45 anni fa, quando eravamo giovani, avevamo solo famiglia, lavoro e debiti, magari da pagare i mutui, quelle cose qui non ci abbiamo pensato. A distanza di anni purtroppo, e questo conosco molto bene la situazione perché da anziano vivo sempre in compagnia con molti anziani e questo tema qua è comune di tutti, proprio questo è un tema comune. Infatti lei ha fatto una riflessione quando anche ha avuto dei problemi a casa, ha detto questa casa non va più bene per me, non andrebbe più bene per la sua famiglia. Per noi, per io e mia moglie, perché le figlie ormai sono andate e via. No? Cioè voglio dire,
è diventata, perché diventando anziani è diventata, perché finché si è giovani tutte quelle piccole cose, barriere, le scale, il rialzamento, il corrimano che non c'è, il tappeto che è difficoltoso, il bagno che è stretto, gli spigoli che ci sono dappertutto, cioè, tutte queste situazioni che purtroppo le ho scoperte adesso che non abbiamo più cioè sono diventate barriere architettoniche. Questo è il tema del discorso, ma l'abbiamo scoperto purtroppo con l'anzianità. Purtroppo non è facile perché per noi è difficile anche dire ma cambio casa, no? Questo proprio, io ho interpellato tanti miei colleghi anziani, non ne parliamo proprio del fatto di cambiare casa, anzi, perché noi siamo come gli alberi. Più cresciamo e più le radici affondano. Però un po' terreno. Modificarla si potrebbe, insomma, per renderla più vivibile, se no dopo si è costretti. Ecco, siccome questo qui è un progetto che è partito un po' in ritardo rispetto a quando è stato presentato, perché la pandemia ci ha rallentato purtroppo, però ci siamo arrivati. Naturalmente il fatto di poter pensare è un progetto a medio e lungo termine, perché chi adesso si pensa che magari di poter influenzare, poter indirizzare per chi farà le politiche abitative, di poter fare in maniera che pensassero al futuro. Cioè, quando uno compra casa, che cerchi di non fare gli errori che abbiamo fatto noi, no? Che poi la casa diventa una trappola. Questo è un po' certo, la questione. Direttore, voi avete abbracciato in pieno questo perché può essere un'ottima occasione per ripensare il modo di costruire, adesso si parla di ristrutturazioni, farle in un certo modo, con il supporto però di figure tecniche, infatti non per niente abbiamo anche l'opportunità di avere la dottoressa qui presente, il professore, ma anche lei ha fatto delle considerazioni personali proprio. Perché poi tutto è bello anche vedere proprio come nasce un'esigenza, no? In modo che ciascuno di noi faccia un'analisi. Ma sì, le considerazioni insomma, di partenza sono un paio, se vogliamo. Da un lato c'è, ed è riconosciuto a più livelli, che il fatto di mantenere una persona nel proprio contesto di relazioni sociali, quindi di amicizia, di abitudini anche e di stimoli, aiuta a mantenersi attivi anche da un punto di vista intellettuale, da un punto di vista proprio anche cognitivo, e quindi è un aiuto fattivo a che si prolunghi sempre più la vita attiva delle persone, e quindi invecchiare nel proprio ambiente è un aiuto a invecchiare bene. Il problema è che non sempre, come osservato poco fa dal Presidente Pastro, non sempre le abitazioni sono rispondenti a un invecchiamento attivo nell'abitazione. Perché? Perché presentano una serie di barriere anche o di possibili rischi. Allora, in una situazione, in un paese come quello italiano, in cui abbiamo una popolazione che è progressivamente in invecchiamento, e di fronte anche a degli obiettivi che sappiamo essere orientati alla sostenibilità non solo ambientale ma anche sociale, il fatto di abbracciare a pieno titolo insomma, un obiettivo di migliorare in qualche modo la vita delle persone e quindi di una parte importante della società, perché intendiamoci, una famiglia anziana che invecchia bene è un fattore di maggiore serenità. Beh, certo, per tutti i componenti. Ecco, per tutti i componenti. Allora, abbracciare questo obiettivo significa una scelta anche di responsabilità della nostra organizzazione, della nostra associazione. Non dimentichiamo poi un altro fattore: la tecnologia ha fatto dei, insomma, suona retorico dire ha fatto dei passi da gigante, ma è proprio così, con un'accelerazione molto, molto rapida negli ultimi anni, per cui tutta una serie di sistemi, di tecnologie, di domotica, che noi magari conosciamo perché finora le abbiamo viste con la possibilità di controllare con il cellulare il condizionatore o cose di questo tipo, adesso sono disponibili e sono realtà anche per sistemi di controllo da remoto. Di che cosa? Ad esempio, se una persona cade, e quindi se una persona è a terra, se ci sono dei fattori di rischio, di perdite di gas piuttosto che di acqua, problemi con gli impianti elettrici, eccetera. Quindi sfruttare quello che anche la tecnologia mette a disposizione, e questo consente
di rendere l'ambiente domestico, in cui già le persone vivono, più a misura, a un servizio attivo, a servizio attivo delle persone. Più sicuro. Siccome lei ha parlato di domotica, io adesso do subito la parola al professore che ci segue da remoto, poi entriamo nello specifico della progettazione con l'architetto che è qui con noi. Allora, professore, la domotica ha fruizione, ha utilizzo anche delle persone anziane, e tenendo conto però della sostenibilità della cosa, anche del discorso di abitazioni che possano essere adatte alle esigenze mutate della persona. Può avvenire questo o è vista anche in tanti casi come una complicazione dell'esistenza delle persone? Cosa ne dice? Anche se lei è molto giovane, per cui è nato diciamo, con la tecnologia applicata, no? Beh, io ho 42 anni, quindi non sono così giovane, però... insomma, dai, c'è il presidente Pastro che non le dico che reazione ha avuto, vero Presidente? È un ragazzo. Un ragazzo, ha detto che è un ragazzo. È un ragazzo. Prego. Allora, la domotica è uno strumento e come tutti gli strumenti può essere utilizzato bene o utilizzato male. È importante sempre, insomma, far precedere ogni installazione a un sopralluogo, un'identificazione delle esigenze della persona e delle caratteristiche della casa dell'attuale e dell'impianto esistente oppure quello nuovo che può essere progettato. La domotica può venire incontro alle esigenze, può permettere anzitutto di fare risparmio energetico, si è detto prima, permette di controllare gli impianti di riscaldamento, ma anche al giorno d'oggi programmare altri tipi di elettrodomestici, permette di fare sicurezza, per esempio permette di garantire un controllo anti-intrusione, permette di garantire un controllo di qualsiasi fuga non desiderata e permette anche di ridurre diciamo, attività che potrebbero risultare con l'avanzare dell'età faticose, come per esempio innaffiare l'eventuale giardino oppure il controllo delle tapparelle, degli schermi esistenti, così come garantire anche un controllo di remoto, quindi un controllo da remoto delle persone in base alle esigenze per garantire anche a dei parenti piuttosto che a sistemi domiciliati di assistenza sanitaria di controllare o di garantire almeno un controllo dello stato di salute delle persone. Quindi può essere utile. È importante, e oggigiorno questo forse è l'aspetto più interessante della ricerca e dello sviluppo, rendere lo strumento accessibile. C'è una barriera evidente, scusi? No, e questo è il problema grosso effettivamente. Sì, c'è per esempio una barriera che può essere quella dell'utilizzo degli schermi touchscreen, del touchscreen, delle interfacce utente, che si sta per esempio cercando di superare con i controlli vocali, in modo che la persona non sia costretta a controllare attraverso uno schermo, ma attraverso una soluzione più facile, normale, attraverso l'uso della voce, diverse funzioni. Quindi c'è evoluzione, ovviamente questo deve essere personalizzato in base all'esigenza delle persone, ma c'è ovviamente possibilità di customizzare. Certo, come dicevo prima, lo strumento non deve diventare un peso per la persona, è utile nel momento in cui aiuta e agevola. Se viene percepito come un peso, allora non è stato progettato bene e non è utile alla sua funzione. Quindi allo stato attuale della ricerca, anche con poche competenze digitali, si può accedere alla domotica in modo semplice, fruibile anche per persone anziane, immaginando quelle che possono essere anche le difficoltà a volte cognitive della persona anziana. Cioè le persone anziane non sempre ricordano le procedure di accesso, se le dimenticano, insomma hanno anche dei problemi, non è demenza, però insomma così di memoria, insomma, senza arrivare agli over 80 insomma. No, chiaramente quando si entra nell'ambito delle patologie la cosa viene differenziata, ma fin tanto che rimaniamo nelle normali caratteristiche delle persone che perdono per esempio la memoria o non sono, come dicevo, così familiari con le interfacce, sicuramente gli strumenti sono adattabili alle esigenze personali e di anno in anno stanno diventando molto più facili e molto più fruibili. Quindi la sfida della ricerca sostanzialmente nel rendere più fruibile possibile questi strumenti.
Assolutamente, l'accessibilità è la chiave. Da un lato c'è la ricerca, diciamo, proprio di caratteristiche tecnologiche per rendere più umano possibile, più simile al nostro normale modo di comportarci lo strumento, ma dall'altro, ripeto, è sempre necessaria l'azione e l'interfaccia con un tecnico che renda lo strumento comprensibile alle persone, che faccia capire perché è utile e soprattutto che lo customizzi, cioè lo caratterizzi in base alle esigenze della persona. Non c'è un solo tipo di impianto domotico, l'impianto domotico deve essere adeguato alle esigenze dell'utente finale. Ecco, dopo chiederò anche tanto al Presidente quanto al Direttore di porle delle domande che immagino stiano rimurginando, ma intanto volevo chiederle una questione, risparmio energetico. Si parla sempre di risparmio energetico, di modelli di non consumare troppo energia elettrica, eccetera, e quando ci portiamo verso una domotica, un utilizzo, anche non so, la stessa macchina si carica elettricamente, non pensiamo che comunque nel circolo dell'energia non inquineremo da una parte, però consumiamo molti più kilowatt di energia. E quindi come risparmiare energia, essere ecocompatibili, sostenibili e anche economicamente sostenibili, perché adesso poi con il raddoppio delle bollette elettriche, dipendendo dall'energia, la vedo un po' duretta. Allora, il tema energetico è sempre molto caldo e lo è in questo particolare momento, ovviamente tocca il portafoglio di tutti. Anzitutto la prima cosa è la consapevolezza, quindi cioè sapere che in realtà gli edifici non consumano energia, sono le persone che consumano energia. Perché? Perché vogliamo dei servizi, vogliamo poter cucinare dei cibi caldi, vogliamo avere un ambiente confortevole dal punto di vista termico, visivo. Chiaramente se tutto è lasciato in mano all'utente finale, questo può dimenticarsi gli impianti accesi, può non far funzionare gli impianti secondo le migliori condizioni per massimizzare l'efficienza energetica. Bene, la domotica è utile in questo senso. Nasce infatti storicamente negli uffici dove c'erano grossi impianti da controllare, ma è stata declinata per le abitazioni. Permette fondamentalmente di garantire dei controlli automatici a tutti gli impianti che riusciamo a correlare attraverso un impianto elettrico di trasmissione dati con l'ambiente, proprio per cercare di minimizzare al minimo gli sprechi energetici. Direttore, le viene in mente qualcosa, vedevo, da chiedere al professore? Sul punto, come dire, un elemento interessante potrebbe essere quello di capire come sta evolvendo il processo di semplificazione, perché in realtà gli elementi che richiamava e ciò che chiedono le persone in realtà è semplicità di utilizzo. Allora, rispetto a questo, qualche segnale evidente lo abbiamo già, basta pensare a come ormai si sia diffusi apparecchi come le interfacce di Amazon o di Google. Non facciamo i nomi, vabbè, con cui comunque. noi possiamo... ma insomma, ormai si sanno. Sono questi esatto. Che consentono vocalmente di impartire messaggi e indicazioni, insomma, questo è un po' il punto. Ma una frontiera altrettanto, come dire, è tutt'altro che futuristica, ma ormai pronta, è quella della telemedicina e del monitoraggio a distanza delle persone. Che accennava il professore potrebbe essere importante. Che da questo punto di vista qui sta avendo consistenti anche qui accelerazioni e risorse e finanziamenti. Non per nulla nello stesso PNRR questi obiettivi che noi abbiamo ricordato sono ampiamente posti in evidenza come obiettivi generali da perseguire e sostenuti. Pensiamo che $500 miliardi è inserito con l'obiettivo di deistituzionalizzare, cioè mantenere gli anziani all'esterno degli istituti di cura, e 4 miliardi per adeguare le case come primo luogo di cura, e quindi di nuovo la telemedicina e i sistemi di sensoristica che aiutano tanto nella sicurezza nei confronti della persona quanto sicurezza da intrusioni, eccetera, eccetera. Ecco. Professore, cosa ne dice? Assolutamente, questo è un tema di forte ricerca. Sicuramente la telemedicina esiste da tempo per il controllo di patologie particolari, in particolar modo nell'ambito cardiovascolare.
ma non bisogna per forza arrivare a quelle condizioni per pensare che la tecnologia possa venire incontro alle esigenze delle persone, e può essere anticipato, cioè può essere garantito un controllo, un monitoraggio da remoto a qualsiasi persona che magari non abbia ancora sviluppato una patologia, ma si senta più sicuro nel fatto di poter avere sempre un rapido contatto. Ricordiamoci che la tecnologia non sostituisce l'intervento medico, il monitoraggio che deve essere sempre fatto dai professionisti, ma garantisce un'interfaccia che potrebbe essere utile per esempio nei problemi di pandemia. Speriamo che non ne accadano più. Comunque qualora ci dovesse essere difficoltà di accesso o costrizione nella propria abitazione, la tecnologia può diventare un'interfaccia che attraverso i sensori, ma attraverso anche delle camere, per esempio sto parlando da Milano, attraverso un sistema del genere è possibile fare delle visite, dei controlli con un medico da remoto che possano garantire, come dicevo, un monitoraggio e più sicurezza in chi in quel momento appunto si sente anche più a suo agio a vivere più a lungo nella propria abitazione perché ha dei servizi addizionali. Assolutamente. Presidente Pastro, relativamente a quanto ha raccontato il professore, ha delle perplessità, delle domande da fargli? Allora, intanto voglio premettere che io sono favorevole alla tecnologia, perché tanto è vero che in questo momento che io sto parlando con lei ho la tecnologia qua nel polso, dove insomma avevo avuto un problema cardiaco, è collegata a quel mio telefonino che addirittura è collegato con il centro dove che sono, sotto controllo col mio cuore. E quindi si sente più tranquillo perché comunque c'è un controllo. Quello sicuramente, perché ho avuto modo anche con mia moglie, sono d'accordo, però bisogna stare attenti perché dobbiamo misurarsi con le persone anziane. Io capisco voi alla vostra età, per voi la tecnologia siete quasi nati, non dico nati, ma insomma io già l'avevo anch'io perché il mio lavoro mi ha portato a usarla molto tempo fa la tecnologia, però con gli anziani è molto più difficile poter praticarla tutti i giorni la tecnologia. Allora, siccome io rappresento il mondo degli anziani, io mi preoccupo degli anziani di adesso, non quelli che verranno dopo. Allora io direi che in questo momento ci sono molte cose, perché la guida stessa qua suggerisce e dà dei consigli molto utili per poter affrontare la vecchiaia anche in questo momento, non aspettando magari queste tecnologie che difficilmente gli anziani potranno usarle tutti quanti. Quindi lei vede intanto una difficoltà di approccio culturale? Certo. Professore, difficoltà di approccio culturale è un aspetto di non poco conto, perché effettivamente, visto il numero di anziani, che poi anziani secondo me dire over 65 è scorretto, over 75, perché da sopra i 75 anni ci sono le prime problematiche e tutto, ci rivolgiamo agli anziani di adesso, che sono tantissimi, che arriveranno magari molto facilmente anche ai 100 e oltre anni, li auguriamo a tutti, però i presupposti ci sono. E quindi il fattore culturale è un bel ostacolo, perché ce l'ha appalesato in tutta evidenza il Presidente Pastro. Ma non bisogna nascondersi dietro un dito, la tecnologia è un ostacolo nel momento in cui viene percepita come tale e probabilmente, come dicevo, l'ambito di ricerca più importante è proprio quello della semplificazione. Che cosa intendo? Appunto nell'andare a ritrovare sistemi di controllo che non obblighino la persona ad andare al di fuori della propria zona di comfort. Per esempio, poter utilizzare solo la parola per controllare più funzioni possibili è molto utile. O anche la sensoristica. Ci sono colleghi qua al Dipartimento di Biotecnologie che stanno sviluppando sensori integrati in magliette in modo da cercare di trasformare la tecnologia, diciamo, il mito degli anni '80 è stato l'high tech, no? In cui il robot veniva aggiunto alla persona. Diciamo che quello che si sta cercando di fare in questo momento è cercare di fare scomparire la tecnologia e renderla nel quotidiano. Non dico che tutti i problemi siano risolti, c'è molto da fare, ma è in questo che occorre lavorare e è in questo che si può appunto trasformare uno strumento in uno strumento utile per tutte le persone. Assolutamente. Entriamo nel concreto, perché tecnologia applicata a un'abitazione che però dall'analisi che lei ha attuato, dottoressa, deve un po' essere rivista.
Sì. Beh, questa... Un po' rivista, perché se dico comunque rivista, cioè il presidente Pastro me magna. Beh, diciamo che questa, noi abbiamo iniziato a lavorare l'anno scorso, proprio quando c'era il clou della pandemia, eravamo tutti isolati e quindi è stato anche un grande stimolo e penso che per tutti, anche per chi abita nelle case, noi tutti abitiamo, sia stato un anno in cui abbiamo visto già tante cose che magari non avevamo notato, perché siamo in tanti abituati a stare fuori, chi con la famiglia, che per tanti motivi, ma forse per tutti... È scoppiata l'esigenza abitativa. È scoppiata l'esigenza abitativa, ma anche chi vive fuori, quindi magari più giovane, ha cominciato a stare di più in casa e forse si è reso conto di alcune cose a cui non aveva mai guardato, che è un po' forse il punto di vista di chi è over una certa età, che magari in casa passa molto tempo. E quindi l'idea che appunto è stata lanciata da Confartigianato e che io ho colto con grande entusiasmo è stata proprio quella di vedere innanzitutto come possiamo fare per conoscere la nostra casa. Quindi la guida nasce innanzitutto dal vedere, di fare un sopralluogo a casa propria sostanzialmente, no? A cominciare a guardarla prima di entrare in casa, cioè come si arriva alla nostra abitazione. Intanto se si vive in un condominio, in una casa singola, è facile entrare in casa, è illuminato bene il percorso che magari dal giardino, dall'esterno. Cose molto pratiche. Cose molto pratiche. Se si faccia altri esempi così. Sì, per vedere, intanto vedo bene chi mi suona il campanello, perché ci sono aspetti di sicurezza, ci sono aspetti di sicurezza legati a chi viene a casa tua, o il fatto di vedere chi arriva, il fatto di vederci bene per entrare in casa e quindi tutti aspetti che sono di un'accessibilità intesa in un modo molto ampio, che non è solo quella di chi è in carrozzina, forse sempre quando si pensa alla disabilità si pensa a quello, ma ciascuno di noi in una fase diversa della vita può avere dei momenti di difficoltà, che sono magari di una diminuzione della capacità di camminare, o anche di sollevare pesi, di prendere le cose in mano, di lavorare in cucina, di lavorare in lavanderia. Abbiamo anche preso in considerazione gli aspetti di quanto più una persona riesce a fare le cose da solo. E ci sono alcune cose che sono fondamentali, alcuni ambienti che sono indispensabili, la camera da letto, il bagno, la cucina, che abbiano determinate caratteristiche. Ma poi siamo andati un po' oltre, perché poi alla fine non è che il mondo è diviso in bambini, adulti, anziani, siamo sempre noi che cambiamo nel tempo e quindi forse proiettarsi un po' in avanti è un modo per conoscere prima quali sono le esigenze, perché se poi noi progettiamo una casa facile, è facile per tutti, non è facile solo per chi è anziano e quindi magari si parlava prima di qualcuno che ha una casa grande o una casa che aveva delle camere per i figli se ne vanno e quegli ambienti lì potrebbero essere utili magari in futuro per accogliere una persona che ci dà una mano nella casa e quindi ci consente di rimanere di più e quindi Infatti anche la concezione una volta, cioè, quando invecchio vado a stare in un appartamento più piccolo, adesso perché l'appartamento più piccolo deve comunque avere quella stanza capiente in più dove ci possa stare l'assistente familiare, la badante che dir si voglia, altrimenti o qualsiasi tipo di caregiver che se non c'è diventa un grosso problema. Ed è anche una convivenza spesso un po' difficile, molto quindi difficile, ognuno dovrebbe esatto. avere un po' i suoi spazi per poter avere sia un'assistenza ma anche una gestione della propria autonomia. E quindi allora abbiamo pensato assieme a questo percorso che inizia dal giardino, che arriva alle scale, ci sono scalini per entrare in casa, quanti sono? Sono alti più di 2 centimetri o sono gradini alti, ad esempio un gradino piccolo che magari è facile da superare, talvolta è insidioso perché è quello su cui inciampi, su cui ti fai male al piede uscendo dalla doccia oppure tra il bagno e la camera. Quindi le famose docce a livello sono diventate un elemento importante. Sono un elemento importante. Ci sono poi accessori da mettere nei bagni che sono maniglie o anche sedili nelle docce che sono molto belli anche, non è che per forza bisogna trasformare un bagno nel bagno di un ospedale, perché poi magari uno anche non lo fa e aspetta magari troppo perché pensa che avere una casa accessibile sia avere una casa brutta, invece una casa può essere anche bella, può essere piacevole, il fatto che sia bella è per ciascuno di noi la possibilità di stare bene con se stessi, di stare bene con gli altri, di avere anche il piacere di accogliere qualcuno che ci viene a trovare. Ma è necessario rifare da capo la casa, in tanti casi, le immagini le case anni 70 che ci sono da noi,
oppure si può intervenire con delle ristrutturazioni fattibili? Dico sempre la fattibilità perché non devono costare troppo. Dopo parleremo anche dei problemi di quanto costa anche la domotica col professore, perché fino adesso tanti servizi hanno dei prezzi non accessibili. È chiaro che ci sono interventi diversi, perché ogni caso è un caso a sé. E ci sono degli accorgimenti che possono anche non essere tanto costosi, che sono appunto legati anche a scelte che si fanno anche nel senso dell'automazione di alcune cose, oppure anche nella sistemazione di alcuni aspetti della casa che sono meno strutturali. Poi chiaramente ci sono anche interventi magari più pesanti da dover fare, però talvolta un insieme di azioni consente di migliorare situazioni che non sono ottimali, che magari sono complesse perché non ci si è pensato. Alcune case degli anni 60 e 70 magari non sono attrezzate, però sono case con ambienti ampi, sì, e quindi magari ci sono delle possibilità di adattarle in qualche modo. Anche scegliere un pavimento di un bagno, per esempio, può essere, si possono fare scelte diverse, si deve scegliere qualcosa su cui non scivolare, che magari non sia troppo duro. Che non sia troppo duro, ma che sia anche facile da pulire però, perché non sia troppo ruvido. Quindi ci sono tanti elementi anche tecnologici, anche di nuovi materiali che consentono di raggiungere dei buoni risultati. Oppure scegliere una porta scorrevole o una porta ad anta. Risparmio spazio e quindi posso avere un bagno più comodo, per esempio. Perché i luoghi dove maggiormente voi come Confartigianato avete analizzato si verificano incidenti sono proprio il bagno, di cui stiamo parlando, la cucina e i vanoscale, le insidie più terribili. Allora, l'abitazione è un luogo in cui si passa una parte importante della propria vita, che aumenta sempre di più con gli anni, e quindi quali sono quegli ambienti che hanno problemi ad esempio di umidità e quindi di presenza di bagnato, eccetera. È chiaro che possono costituire un fattore di scivolamento. La cosa come dire, interessante e importante è, e quindi quello che si è voluto anche fare con questa guida, è proprio quello di creare una consapevolezza da un lato di quelli che sono i potenziali fattori di rischio, no? All'interno dell'abitazione, e dall'altro evidenziare anche che è possibile intervenire. Da questo punto di vista qui un aspetto interessante da considerare in un'indagine che abbiamo fatto è emerso dove più del 50% del campione di persone anziane che sono state intervistate ha detto sì, effettivamente nella mia abitazione ci sono dei problemi, no? Però passando ci sono dei problemi di accessibilità, di mobilità, eccetera, ma passare dal rilevare i problemi a intervenire, c'è una bella differenza, e notiamo che l'11% dice sì, vorrei effettivamente intervenire. Allora, cos'è che è importante fare? Uno, creare consapevolezza. Cultura intanto, perché quello che si stava dicendo, più se ne parla, più entra nella mente anche di persone esatto, e farlo per tempo, nel senso che se i problemi di deambulazione si presentano a 80 anni, bisogna cercare non lo so, bisogna anticipare la cosa, cioè c'è una fase di vita tra i 65 e i 75 anni in cui mediamente le persone hanno ancora capacità progettuale, voglia di cambiare, disponibilità economica. Allora quello è il momento in cui modificare e adeguare la propria abitazione a quelli che saranno i prossimi 20 anni di vita per poterla svolgere a casa e ridurre nel frattempo rischi di possibili incidenti che allora quelli sì poi magari potrebbero comportare problematiche più gravi o non consentire di restare nella propria abitazione. Sì, volevo chiedere professore, l'ho buttata là prima come discorso, però non è secondario. Lei dice stiamo puntando molto sulla ricerca della semplificazione di accesso alla tecnologia della domotica, di tutto quello che è anche il mondo virtuale, però
a che punto siamo per quel che riguarda l'accessibilità anche economica di tutte queste innovazioni, perché allo stato attuale si parla, come diceva il Presidente Pastro, ci sono anziani adesso che hanno bisogno adesso di interventi, ma sono accessibili economicamente o siamo ancora lontani? Cioè in Giappone utilizzano delle strumentazioni eccezionali anche di supporto alle persone anziane, dei robot, diciamo così, però hanno dei costi sostenibili che non possono essere neanche importati da noi perché non sarebbero accessibili ai più. Non è secondario come problema. No, non è secondario. Diciamo che nella guida, nell'affrontare questo tema, non ci siamo spinti verso questo tipo di tematica, l'assistenza a questi livelli, ma è, come diceva giustamente il direttore, è anzitutto un tema di anticipare, di fare in modo che la casa sia resa vivibile, anzitutto negli elementi basilari, come giustamente dicevamo prima. Anzitutto devono essere eliminate le barriere architettoniche, quelle che rendono, in assenza di tecnologia, almeno di tecnologia attiva, dei problemi. Poi la tecnologia può diventare uno strumento di supporto, ma noi in che termini abbiamo riflettuto nella guida? Fondamentalmente di un impianto di rinnovamento dell'impianto elettrico, che diventa non solo un impianto elettrico in cui io accendo, con un contatto permette alla corrente elettrica di entrare e accendermi la lampadina piuttosto che alimentare un elettrodomestico, ma un impianto che attraverso dei sensori in ambiente riceve delle informazioni e poi con un piccolo computer automatico controlla alcune cose o mi rimanda delle informazioni. Vi faccio un esempio: noi stiamo monitorando da anni ormai un edificio a consumo zero in Sicilia, una casa monofamiliare alle pendici dell'Etna, e abbiamo riscontrato che il 72% dei consumi energetici di quell'abitazione in realtà dipendono dagli elettrodomestici e dalle funzioni finali da ciò che è controllato dagli utenti della casa. Quindi sì, un primo step sarebbe anche quello solo di restituire le informazioni agli abitanti, in modo che se io so che sto consumando principalmente in quel modo, posso in prima istanza cambiare magari i miei comportamenti o cercare di adeguarli per ridurre i consumi. I prezzi quindi sono variabili in base al livello di approfondimento che chiedo alla tecnologia, alla quantità di sensoristica che metto in campo e alla quantità di rinnovamento dell'impianto esistente che mi è richiesto. Quindi la cosa, come dicevo prima, può essere adeguata alle reali esigenze di intervento. Assolutamente. Dottoressa, tanto più mi servirà la tecnologia, quanto più la mia casa sarà un po' complicata da vivere. Se la casa fosse strutturata, voi avete anche riprodotto fatto degli esempi, in modo lineare e semplice, molto senza ostacoli di nessun tipo, posso anche aver meno bisogno di tanta tecnologia, no? Sì, è chiaro che più la casa è analogica, nel senso che più la casa è facile, meno ha bisogno di un altro aiuto. Infatti sì, abbiamo riportato alcuni esempi di case, ad esempio, sviluppate sul livello, cioè di poter evitare i gradini, oppure di vedere se ci sono dei modi per riportare la casa su un livello, almeno in quegli ambienti che si sono definiti come principali. Oppure anche arredi, ci sono cucine, per esempio, che sono accessibili, sono già progettate per essere molto personalizzate. E quindi con i pensili non troppo in alto e quindi far meno fatica, facili da aprire, anche per persone non troppo alte, oppure per persone che magari fanno fatica perché hanno, che insomma, una spalla, cioè ci possono essere anche cose che sono momentanee oppure che sono destinate a durare ma che variano anche nel tempo. E così come anche l'illuminazione della casa è molto importante, anche quella naturale, cioè cercare di sfruttare al meglio l'orientamento della casa che si ha a disposizione, quindi magari schermando, perché poi sono tutte cose che sembrano ovvie ma poi magari mancano, cioè se si è orientati a sud di riparare le finestre in un certo modo, cercando di sfruttare invece la luce che viene da nord, in modo di riuscire ad avere una casa che almeno durante il giorno, forse anche per tutti i motivi di consumi, è sufficientemente illuminata per non ricorrere molto alla luce elettrica, oppure illuminare bene i piani della cucina, di dove si lavora.
Allora, Presidente Pastro, ha sentito diverse esposizioni molto interessanti, cosa ne pensa? Sono tutte interessanti, però io appunto ripeto, vi parlo dalla parte dell'anziano. E quindi ponga la questione tanto alla dottoressa quanto al professore che ci segue. Certo, allora il titolo della nostra guida, Casa amica, invecchiare nella propria casa. Siccome io e tanti miei coetanei siamo già vecchi, il tempo non aspetta, non possiamo mica aspettare che la domotica diventi fruibile per tutti, per qua, per là, perché ve lo dico io che sul mondo degli anziani non è facile la domotica. C'è gente che ha difficoltà già col telefonino lo stesso. Parlo di mia moglie. Poi mia Lei moglie sente, professore, vero? Sente tutto? Sì, no, ma sì, dopo sono rispondi. d'accordo anche perché io sono super tecnologico. No, ma non parli di lei. Però vabbè. voglio dire, Sì. conosco quello che è la situazione in generale. Allora, questo progetto è nato per poter, e questa guida è nata proprio per poter dare delle indicazioni, questa guida, delle indicazioni proprio agli anziani. Perché questo questionario che c'è qua si può fare, che io l'ho fatto personalmente, è stato utilissimo perché ho trovato dove ci sono le famose trappole, e è stata fatta per questo scopo, per poter, che i nostri anziani, lo spediremo a casa tutti i nostri 25.000 soci, lo spediremo. E qua troveranno dei spunti e delle informazioni utilissime per poter controllare la propria casa. E io vi dico che io spero che se questo progetto sicuramente andrà avanti, se questa consapevolezza che sappiamo che qui la popolazione invecchia sempre di più, lo sappiamo per fortuna, si invecchia sempre di più, però c'è il rovescio della medaglia, no? Perché dall'invecchiamento ci sono purtroppo le patologie, tutti i problemi connessi. Allora, io penso che, soprattutto nel mondo del lavoro, io parlo da ex imprenditore, però rimango sempre imprenditore, nel mondo del lavoro, io penso che in futuro il sistema casa ne può trarre beneficio da queste trasformazioni. Muove l'economia senza dubbio. Dell'economia, di sicuro, perché mi auguro che in futuro possano sorgere, che il mondo del lavoro lo possa recepire, delle figure professionali proprio che possono venire a poter vedere, bonificare le case, no? Perché guardi che io ho già fatto un intervento a casa mia di una bonifica, ho chiamato un bravissimo artigiano, quelli che sanno fare di tutto, e mi ha sistemato una serie di cose che io ho constatato con l'autovalutazione della mia casa, con una spesa minima. Ho speso 280 euro mettendo a posto certe cose in sicurezza, non certo chiamare i muratori, perché quando si chiamano i muratori è tutta un'altra storia, perché se ci sono problemi. Qua però in proiezione uno può anche di quelle pensarci, cose, insomma. di tutti i giorni che si parlava del bagno, degli spigoli, delle spine, dei pavimenti, dell'antisdrucciolo, dei corimano, quelle cose lì semplicissime che sono la maggior parte la causa degli incidenti. Certo, degli infortuni. L'altra settimana un mio amico, sua moglie che con l'età non riusciva più a prendere il piatto da sopra l'altro, gli è caduto in testa, andate all'ospedale perché prendendolo è scivolato uno di quelli grandi, tanto per dire un esempio pratico che col tempo non è la carrozzina che si alza, è le persone che si abbassano, purtroppo è così. Allora io parlando direttamente, rappresentando gli anziani, io dico che noi siamo appunto qui anche per cercare di aiutare subito gli anziani per poter bonificare le proprie case. Bonificatori di immobili, segnalatori domestico. di ambienti domestici, professore. E dopo sentiamo anche la dottoressa a questo riguardo. Potrebbe essere interessante perché tanti non si rendono conto di come e quali potrebbero essere gli interventi, quindi fare un po' una valutazione generale, un check diciamo della propria casa. Potrebbe essere un'idea, no? Che già può essere di stimolo anche per chi compra una casa o ha bisogno di dare un restyling. Cosa dice? Professore? Ah, ok, sì, non capivo che era la domanda. No, sicuramente, lo dicevo al principio. Anzitutto, qualsiasi aspetto debba essere affrontato, è necessario fare riferimento a un professionista che veda anche con occhio esterno quello che noi siamo abituati a vedere con l'occhio della familiarità e quindi ci sfugge il dettaglio. Poi io sono assolutamente d'accordo a quello che diceva il Presidente, quello che ha detto prima l'architetto Gabbiani. Anzitutto le case devono evitare che avvengano dei problemi e quindi in maniera analogica devono essere fruibili. La tecnologia diventa inutile e superflua se percepita come tale e se non è necessaria. Se io ho bisogno
di un sensore, non ne devo mettere 2. E quindi è fondamentale che poi venga installato solo ciò che è necessario quando è necessario. Quando non è necessario la tecnologia non diventa utile. Lo sguardo e l'occhio di un professionista che valuta la soluzione in base alle nostre esigenze, qualsiasi soluzione, è il passaggio fondamentale per andare verso una casa più fruibile, più vivibile. Poi tra l'altro anche tutto relativo a da dove parliamo, cioè lei ad esempio adesso ci parla da Milano dove ci sono certe tipologie di alloggio che sono anche, e di ubicazioni, perché anche la fruibilità della città stessa è diversa dalle città come non so, possono esserci qua in Veneto o abitazioni magari molto grandi però isolate dove se non hai la macchina sei morto e nei nostri territori, no? E quindi assolutamente. Assolutamente, la casa monofamiliare è diversa dall'appartamento in condominio, così come l'edificio di 20 piani è diverso dall'edificio in linea di 3 piani. Però poi le esigenze, lo può dire meglio di me l'architetto Gabbiani, le esigenze del vivere nell'abitazione sono quelle, quindi le soluzioni vanno adeguate al soggetto che stiamo inquadrando, ma i principi guida sono comuni. Certo. Dottoressa, la casa è ubicata in un contesto ben preciso. Noi abbiamo dei problemi infrastrutturali di non poco conto. Questo volevo anche arrivare, perché poi se la casa è bellissima, tu dentro ci stai, però non ci esci. Non ci esci o nessuno ti viene a trovare, perché poi l'anziano ha bisogno anche di una certa socialità, ne accennava il Presidente all'inizio, no? Sì, allora, vista dal nostro punto di vista è anche come scegliere la propria casa, il quartiere, come il luogo risceglierla, esatto. Però chiaramente anche qui ci sono, esulano dal nostro compito, però ci sono dei meccanismi che si stanno attuando anche sui piani per le barriere che riguardano le città, quindi sono organismi più complicati, però appunto si deve puntare a quello, perché anche il contesto in cui si trova una casa è assolutamente fondamentale. Con diverse persone che mi hanno detto: io ho scelto quell'abitazione perché era nella via verso la scuola dei ragazzi che avevo bisogno di fare e arrivavo al lavoro. E poi ho detto: adesso non lavoro più, sono in pensione, i ragazzi non ci sono più, la casa dove si trova non mi va più bene, è isolata. Effettivamente è vero, cioè hai certe esigenze, quando hai un certo tipo di attività poi cambiano completamente, pronta l'autostrada, ma poi l'autostrada non ti interessa più. Per quello che è fondamentale prendere consapevolezza, credo, no, delle scelte che si fanno, perché poi ovviamente ogni soluzione ha i suoi pro e i suoi contro, però magari porre a chi farà un progetto le domande giuste. Alla matrice chi propone certe soluzioni. Magari uno si proietta già in avanti e quindi magari trova una soluzione che può essere magari non soddisfacente in una prima battuta, ma magari di più in una seconda. Fare formazione tra gli addetti ai lavori. Formazione tra gli addetti ai lavori, ma anche nelle scuole, secondo me, cioè proprio perché cominciare presto ad avere un'attitudine diversa, un modo di... perché poi magari anche i giovani possono essere propositivi in questo in una maniera diversa, vedendo le cose, appunto si diceva prima, no? dal di fuori, quindi magari riuscendo anche a mettere insieme esigenze diverse, perché anche la soluzione di avere uno scambio tra generazioni è fondamentale. È molto importante. Infatti, direttore, ci sono due componenti, una quella relativa all'aspetto economico e quindi gli sgravi che noi non sappiamo mai nel nostro paese quanto dureranno, non si capisce, cioè, ci sono, non ci sono, comunque anche voi come categoria potete farvi forti di questo. Sgravi di carattere fiscale, agevolazioni, bonus che possono aiutare in questo periodo, anche per il prossimo anno alcuni, a fare interventi pronti, quindi rispondere alla domanda del Presidente Pastro, cioè ci servono adesso, quindi approfittiamo in questo momento. E dall'altra tutto questo di cui si è parlato, che è bene che sia diffuso anche tra gli addetti ai lavori, perché se l'artigiano è il primo che si rende conto che quel lavoro fatto in un certo modo un domani creerà problemi al cliente, al committente, faccio l'esempio, una doccia con un gradino alto così, bellissima, anche l'artigiano stesso, se è formato, può dire: attenzione che questa doccia un domani tu la udierai, e quindi già ti propongo per esempio una doccia a livello, quindi formazione anche tra voi addetti ai lavori, ma muove un indotto straordinario, quindi al di là dei bonus, delle agevolazioni di cui adesso voglio chiederle se possono rientrare, tutto questo potrebbe solleticare a muovere degli interventi, quindi l'economia che vi riguarda. Sì, certo. Allora,
come in tutte le cose, no? Possono essere spese delle risorse come dire, puoi spenderle in un modo per spenderle in un altro. In questo caso qui investire anche delle risorse della collettività, delle risorse pubbliche, perché quando parliamo di sgravi o incentivi parliamo di questo, orientate però a un obiettivo di sostenibilità nel medio-lungo periodo, ebbene diciamo che un po' si sta facendo bingo in questo caso qui, no? Nel senso che investiamo per una prospettiva di sostenibilità nel tempo. Allora, gli incentivi ci sono e cos'è che probabilmente va ripensato? Sempre per richiamare l'indagine che era stata fatta, a un certo punto emergeva che alla domanda la tua casa ha dei problemi per spostarsi o di sicurezza che tu percepisci, e la risposta era sì, oltre il 50% l'ha detto. Poi quando gli abbiamo chiesto che cosa vorrebbe migliorare la propria casa, dice beh, le finestre, la caldaia, il cappotto, no? Allora il tema è questo, a volte bisogna dare anche il giusto nome alle cose per poterle riconoscere, e allora forse dovremmo iniziare a pensare anche che così come abbiamo avuto e abbiamo gli ecobonus o comunque dei bonus che hanno anche nel nome un richiamo all'efficienza energetica, alla sostenibilità e al basso consumo, eccetera, forse chiamare anche dei bonus che orientati invece alla mobilità, alla vita attiva, eccetera. E qui poi ci si può sbizzarrire inventando i nomi. E questa è la prima questione, quindi iniziare a pensare e a progettare anche da un punto di vista fiscale e di economia pubblica in questa direzione qui. L'altra cosa, ovviamente, per quanto riguarda il sistema produttivo, significa allo stesso tempo attrezzarsi in maniera anche pensata direttamente per offrire anche una capacità di valutazione, di affiancamento, di assistenza per questo tipo di interventi, che ovviamente c'è già singolarmente, ma iniziando a chiamarli, no? Il Presidente Pastro parla di bonificatori, e quindi dal nostro punto di vista significa anche attivarci perché ci sia un'azione di formazione sull'uso di queste tecnologie, sulla loro installazione, sul fatto di promuovere anche interventi di riqualificazione a misura di accessibilità e di sicurezza dell'abitazione. Non solo, però c'è un lavoro da fare e che stiamo facendo con le istituzioni, perché c'è una necessità di rendere semplici, snelle le procedure che riguardano interventi di questo tipo, c'è la necessità di creare anche delle reti e dei partenariati, tanto con il sistema delle professioni, di chi interviene, certo, sì, ma anche con l'università, e infine noi abbiamo la necessità di integrare queste abitazioni un pochino più intelligenti, anche con i servizi di assistenza domiciliare, e quindi apriranno a uno schema un po' diverso rispetto a quello che conosciamo della classica casa di riposo. La casa di riposo è la mia casa a questo punto, deve diventare questa. Ah, sì, che diventi una strategia per le istituzioni per scaricare tutto sul privato, statene a casa tua così mi risolvo un problema e arrangiati, perché dopo c'è anche questo piccolo aspetto. Ma io penso che per chi può stare in sicurezza nella propria abitazione, e su questo anche i familiari sono rassicurati, penso che sia un obiettivo desiderabile per tutti. Ecco, questo, quindi integrando un pochino i due elementi. Istituti quando serve, nel momento in cui serve, nella propria abitazione finché si può, sempre più in là. Dopo, scusa, proprio venendo fuori da questa terribile esperienza della pandemia, dove che purtroppo è ovvio che la popolazione più fragile, gli anziani, le hanno pagato a caro prezzo, e il tema proprio, una volta avevamo le case di riposo, no? Le case di riposo non c'è più la lista d'attesa, io ho telefonato, non c'è più, perché gli anziani hanno paura di quello che è successo, c'è poco da fare, è così, perché è successo.
E allora il fatto di poter rimanere in casa proprio sarà sempre di più dopo quello che è successo. Ecco che io penso che bisognerà appunto, in limite del possibile, di poter fare in maniera di poter aiutare gli anziani a vivere nella casa amica, cioè a vivere in sicurezza. E per vivere in sicurezza bisogna bonificare la casa dove serve. Questo ci sono le soluzioni più semplici, perché non parlo perché cambiare casa, cambiare qua, non le mettiamo neanche in considerazione le persone di una certa età, ma però quello di bonificare non occorre mica fare grandi cose, ma tirare via le barriere architettoniche dove si può. Assolutamente, anche se a volte si può intervenire in modo anche più energico, no, in certe abitazioni, e magari può essere piacevole, per cui c'è il punto di vista in cui chi ci ha investito tutti i propri risparmi non vuole toccare la propria casa, correttissimo, chi invece magari ha scoperto che non la sopporta più, ci sono anche anziani che proprio non ne possono più e vogliono in qualche modo rivedere l'immobile in modo significativo, per cui ci sono tante esigenze, no? Sì, ma poi c'è un problema magari economico da affrontare, appunto, come diceva, ma forse anche il fatto di avere delle soluzioni, perché poi mettere le mani sulla propria casa è sempre, cioè ci si abita dentro, è sempre un trauma da un certo punto di vista, per cui magari costruire assieme appunto con le aziende o col professionista, con le persone preparate che danno un senso, è un percorso per cui uno sa, va bene, avrò un disagio per un tot di mesi, ma poi la soluzione è però migliore. poi la soluzione ho un ritorno. Mi hai detto una cosa molto importante, la capacità, e quello mi rivolgo a lei che è segretario della categoria operativa, no, di Confartigianato, di avere persone di cui fidarsi, è molto importante. Cioè mi rivolgo a dei professionisti che so che sono formati, sono aggiornati su tutto quanto si sta muovendo, che in proiezione mi possono appalesare eventuali problemi, mentre tante volte le persone si fidano ma non sono professionisti preparati, c'è poco da fare. Quante fregature, tra virgolette, tanti di noi hanno preso con interventi nella casa. Non parliamo di case nuove perché sappiamo cosa vuol dire andare incontro a una casa nuova se non si hanno le competenze, no? Bisogna fare anche un salto di qualità, insomma. Sì, certo, rispetto a questo, come dire, l'elemento di consapevolezza viene dato tanto dagli operatori, i nostri sono certamente formati, preparati, c'è forse una prospettiva, come dire, da introdurre, che è una prospettiva più complessiva, nel senso guardare la casa nella sua capacità di rispondere all'esigenza del suo utilizzatore. Ecco, questo e quindi significa, da un punto di vista tecnico, certamente le competenze ci sono, ma sviluppare anche questa visione, questo orientamento che abbraccia l'esigenza della persona. Questa è l'azione più importante, ma che va fatta contestualmente a 3 livelli, le istituzioni, le imprese e lo stesso consumatore, che deve avere una consapevolezza della possibilità di intervenire, quindi posso farlo, quali sono gli strumenti per farlo e che cosa voglio fare per intervenire per migliorare la mia abitazione. Assolutamente. Quindi così come nella sicurezza nei cantieri, nella sicurezza della previdenza, ad esempio, il fatto di investire in una pensione, sono tutti elementi in cui quando c'è di mezzo la sicurezza si parte da una consapevolezza dei rischi. Chiaro. Avere consapevolezza dei rischi aiuta a capire come intervenire. Allora, siamo in chiusura, una battuta proprio rapida da parte sua, professore, che poi la dobbiamo salutare, ci dica, una battuta di chiusura. Un consiglio di chiusura. No, beh, per quelle che riguardano le mie tematiche ribadisco quello che ho detto in continuità. La tecnologia non deve essere percepita come la soluzione, ma come uno strumento che può aiutare. Quindi se necessario venga usata positivamente, se non necessario si possono trovare soluzioni più semplici.
Grazie professore. Allora io vi ringrazio di essere stati qui con noi, di aver fatto questo approfondimento. Ricordo ai nostri telespettatori Casa Amica, invecchiare nella propria casa, questo opuscolo di Confartigianato che è edito, che è disponibile, è vero? Può essere dagli iscritti. Lo mandiamo a casa a tutti i nostri 25.000 soci. La nostra azione sindacale abbiamo cominciato a farla intanto. Perfetto, comunque penso che si trovi presso le sedi ed è molto simpatico, interessante comunque fare delle considerazioni e riflessioni importanti sull'abitazione su cui vogliamo vivere, insomma. Allora, ringraziamo l'architetta Marcella Gabbiani di essere stata qui con noi, di averci aiutato, che tra l'altro è coautrice di quest'opera perché ha dato un apporto molto importante, il professor Francesco Causone che è collegato qui con noi, docente del Politecnico di Milano, grazie anche a lei professore, Sergio Masetti, direttore Confartigianato Imprese del Veneto e naturalmente Fiorenzo Passo, presidente ANAP Veneto. A voi telespettatori lascio alla pubblicità, poi ritorniamo insieme per un'altra intervista, tra poco.